dalla tromba d'aria nella Marca al via lite per ottenere i rimborsi per i danni all'agricoltura. Zenzon sopralluogo dell'assessore regionale PAN, dubbie e incertezze dei produttori e le prese con la burocrazia. La storia di una mamma trevigiana alla quale sono stati tolti 2 figli per quella che lei definisce un'ingiustizia, l'appello ai nostri microfoni. Crisi di governo e autonomia bloccate, il governatore del Veneto Luca Zaia rilancia, assicura andare a votare subito per un governo stabile, dopo le elezioni chiudiamo la partita. La zona tra via Roma e Porta Altini a Treviso si conferma area bollente dopo l'ultima violenta rissa in strada, esercenti esasperati. Cordoglio a Treviso per la morte del professor Bresolin, scomparso dopo una lunga malattia, docente di economia a Ca' Foscari, ex assessore a Cassugana e spalla di Dino De Poli a Fondazione Cassamarca. Dopo le polemiche per la cancellazione del murales che ritreva Salvini come un diavolo, nello stesso punto a Treviso qualcuno affligge un'ironica cornice vuota, la sfida dell'arte alla politica. Domani a Fanzolo di Vedelago le operazioni di rimozione di un ordigno bellico inesploso, la bomba Dei prevede che 12 famiglie siano evacuate. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi titoli: dopo il maltempo al via l'iter per ottenere i rimborsi per i danni all'agricoltura, oggi a Zenzon sopralluogo dell'assessore regionale Giuseppe Pan. Sentiamo. Sono passati 8 giorni dalla tromba d'aria che ha sferzato duramente Zenzon di Piave e i comuni vicini. Lungo le strade e sui campi le ferite sono ancora evidenti, tronchi segati ed ammassati, alberi caduti non ancora rimossi, ma i danni maggiori sono nell'agricoltura. Grandine e vento hanno compromesso, in alcuni casi azzerato, i raccolti. Piangono mais, soia e soprattutto i vigneti. Danni tra i 500 e i 700 mila euro, secondo una prima parziale stima. Abbiamo una quindicina di aziende agricole che hanno praticamente fatto le perizie di stima per i danni, circa il 30% in termini di area territoriale di territorio comunale colpito. Oggi sopralluogo dell'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan, che ha visitato le zone colpite e incontrato i municipi e gli agricoltori assieme ad un dirigente di Avepa, Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura, perché dopo la firma del decreto di emergenza inizia la complicata fase fatta di denunce, stime e perizie per ottenere i rimborsi. Noi dobbiamo e gestiamo soldi pubblici, quindi dobbiamo giustificare naturalmente queste contribuzioni pubbliche. La burocrazia ci chiede questo. Diciamo che è anche veloce, perché entro un anno e qualcosa, comunque in altre zone del nostro territorio che sono state colpite hanno visto il ristoro. Chiedo, sto chiedendo. Facile a dirsi ma non a farsi, e sono state diverse le domande e le perplessità avanzate dagli agricoltori. Il consorzio del Prosecco DOC, insieme ad Avepa, rivedrà a giorni le stime sulle rese dei vigneti di questa zona, e ciò fa nascere qualche dubbio. È proprio questa la nostra preoccupazione, che la stima di Avepa, che in automatico aggiorna il disciplinare di produzione, non collimi con la stima dei periti grandine. In difficoltà non solo i viticoltori. Questo allevatore, ad esempio, deve trovare il modo di rimpiazzare il raccolto di mais, azzerato dalla grandine. La produzione dei foraggi, che sono la base del magazzino delle scorte per alimentare il bestiame, nell'annata che verrà 2019-2020, è messo a dura prova. E non potrà contare sui rimborsi, che coprono solo i danni a strutture ed impianti. Per i danni alla produzione in campo bisogna invece avere un'assicurazione in proprio, che spesso però risulta troppo onerosa a fronte della scarsa redditività del mais. Lascia un po' quell'amaro in bocca, ma siamo abituati ad avere le maniche tirate su, continueremo a lavorare a testa bassa. Come testimonia questo vigneto, mitragliato dalla grandine e piegato dal vento, ma di nuovo in piedi, con i nuovi pali in metallo più flessibili al vento rispetto a quelli in cemento e pronti a sostenere le uve del prossimo anno. Ed ora la storia di una mamma trevigiana alla quale sono stati tolti 2 figli per quella che lei definisce una ingiustizia. L'appello ai nostri microfoni. Maria, la chiameremo con un nome di fantasia, ha 2 figli con un uomo che poi si separerà nel 2016. Dopo del tempo conoscerà l'attuale compagno con cui ora vivono assieme. Ma prima di trasferirsi sotto lo stesso tetto decidono che sia necessario che i figlioletti frequentino il nuovo compagno. Sembra andare tutto bene quando durante un bisticcio tra fratello e sorella il convivente sculaccia il più piccolino per aver abbassato le mutandine alla ragazza. Sembra una normale litigata, ma invece non sarà così. Dopo un anno a Maria arriverà una carta che le chiede di presentarsi in tribunale.
Una doccia fredda, perché da quel giorno la sua vita cambierà, fino a quando a dicembre del 2018 il Tribunale dei minorenni decide che i suoi figli debbano andare a vivere con il suo ex marito. Perché mi hanno, con la CTU, mi hanno resa una madre che sono incapace di essere madre, sono una persona non affidabile e una persona che comunque non ha carattere. Per il Tribunale Maria non sarebbe idonea a crescere i suoi 2 figli. Una situazione sconvolgente che dichiara ai nostri microfoni. Adesso da quanto tempo non vedi i tuoi figli? Sono 3 mesi. Praticamente da un mese ho cominciato un percorso con gli assistenti sociali. Il più piccolo lo vedo, ma la più grande non vuole vedermi, anzi ha un odio nei miei confronti. Ti sei chiesta perché in questo momento ha questo odio nei tuoi confronti? Io penso che è stata strumentalizzata in qualche modo dalla situazione che comunque io ho, perché ho una figlia, e è stato molto strumentalizzato dal padre. Oggi Maria può vedere solo una volta a settimana il figlio più piccolo, ma con la presenza di un assistente sociale. Da mesi anche i nonni materni non riescono a mettersi in contatto con i nipoti, se non tramite messaggio al cellulare. Come ti senti in questo momento? In questo momento sono molto affranta, perché i miei figli erano la mia vita. Adesso non ho più modo di vivere. Secondo te non è giusto quello che è avvenuto? Perché tu ti sei sempre comportato come una corretta e buona mamma, solo che è successo qualcosa. Anzi, sono stata rimproverata perché sono stata troppo mamma. Dovevo essere più severa, dovevo essere più disciplinare, invece io ero una mamma chioccia per loro. Crisi di governo e autonomia congelate, il governatore del Veneto Luca Zaia rilancia andare a votare subito per un governo stabile e rassicura dopo le elezioni chiudiamo la partita. Dai sindacati intanto l'allarme per una manovra economica ancora in ballo. 657 giorni, il counter dell'autonomia mancata corre e non si ferma, né sembra destinato a bloccarsi a breve. Vede la voce crisi di governo. Intanto a Roma si spacca il fronte tra chi vuole andare a votare subito e chi prende tempo, in attesa della conferenza dei capigruppo di lunedì sul tema mozione di sfiducia al Premier Conte. Salvini attacca il Movimento 5 Stelle paventando l'inciuccio con il PD per non andare alle urne e i pentastellati lo definiscono un giullare. Il divorzio è completato, ma sul futuro, dal Veneto, il governatore Luca Zaia non ha dubbi. Si chiuda questa esperienza, la si chiuda subito e si vada subito a votare. Questa è l'unica cosa che serve ai cittadini, avere un governo forte, eletto, che esca dalle urne e che presenti un programma che sia utile a uscire dalla crisi, ma anche a fare le molte cose che vogliamo fare. Perché spiega, dopo le elezioni, con il nuovo governo, la Lega punterà subito a chiudere la partita dell'autonomia. 3 mesi in più dopo tanti giorni buttati via per colpa dei 5 Stelle non sono nulla, spiega. State tranquilli, non si riparte dalla prima elementare, ma dal master. Con il nuovo governo saremo pronti per chiudere subito la partita. Io sarò come un nido di vespe per tutti. Mentre gli stessi 5 Stelle nel mirino ribadiscono la vera ragione della caduta del governo sta nel non voler votare il taglio dei parlamentari. Intanto però non c'è solo l'autonomia a restare congelata dalla crisi di governo, le grandi navi e il loro futuro, il Mose, il supercommissario e quella manovra che spaventa le imprese e i sindacati. Quando si disdice un contratto, perché siamo di fronte a un contratto che è saltato, non va mai bene. L'esperienza ci insegna che quando tu invece di rispettare il contratto lo stracci, quelli che dovrebbero avere un beneficio dall'applicazione del contratto avranno una situazione negativa e in questo caso i redditi da lavoro dipendente e da pensione sono quelli che subiranno di più le negatività che avremo di fronte nei prossimi mesi. Se scatta l'IVA non è che poi puoi dare la colpa all'Europa e tu fai il gioco sul fatto che sei sulla cresta dell'onda e pensi di avere un ritorno in termini di sondaggi. Un paese non ha bisogno di essere governato in base ai sondaggi, ha bisogno di essere governato con responsabilità, che è quella che manca, anche perché si rischia di rompere la coesione sociale. E di autonomia bloccata si è parlato ieri sera a 20:10 in studio Simonetta Rubinato di Veneto Vivo e l'onorevole Gian Antonio Dare, europarlamentare della Lega. Scontro tra i due su cosa si sarebbe potuto fare o meno con questo governo. Sentiamo. Siccome è un'intesa firmata su 4 materie, per carità 4-5 materie, non 23, ma c'era del governo precedente Gentiloni, siccome a febbraio 2018 avevano firmato l'intesa il Presidente Zaia con il governo Gentiloni,
Perché non mettere alla prova il Parlamento su un disegno di legge che recepisse quella intanto parziale, ma si cominciava a lavorare? Quello era un accordo, ma il governo Gentiloni non l'ha mai portato nel Consiglio, ma non l'ha mai portato nel Consiglio dei Ministri. Allora è facile fare le trattative sotto banco e poi non portarlo su. Allora, il problema dell'autonomia non è mai stato portato al tavolo di governo, né dal centro-sinistra, ma non avete provato a sfidare. Ma no, non avete provato a sfidare. Ma allora cosa avete fatto? Ma cosa c'entra? Ma cosa avete fatto? Avete fatto un accordo sotto banco, ma nel Consiglio dei Ministri non l'avete portato. Allora se non lo portate nel Consiglio dei Ministri, allora facciamo tutti gli accordi che vogliamo, però alla fine il veto lo si porta nel Consiglio dei Ministri e nel Consiglio dei Ministri l'autonomia non è mai arrivata, non è arrivata con il vostro governo, non è arrivata con il mio governo. Allora perché non c'era la volontà politica di portarlo, punto. Siamo alla cronaca, voleva attraversare il Piave nei pressi della diga Nervesa della Battaglia, ma l'uomo, un brasiliano di 30 anni, è rimasto bloccato su alcune rocce a causa della forte corrente che imperversava in quella zona. Impossibilitato a muoversi, ha chiamato la moglie da riva che ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Montebelluna. L'uomo è stato soccorso dal nucleo elicotteri di Venezia, prima è stato fatto scendere un soccorritore, poi è stato imbragato, recuperato e portato a riva. Una rissa a Treviso tra due immigrati, un ventenne è stato ferito con un coccio di bottiglia tra Porta Altinia e via Roma, l'esasperazione dei commercianti. Un regolamento di conti tra immigrati, uno scontro iniziato tra Porta Altinia e via Roma. Dalle parole ai fatti il passo è stato brevissimo. Prima i due hanno iniziato a litigare, non si esclude una questione legata alla droga. Poi in un attimo la lite è degenerata, uno ha rotto una bottiglia e si è scagliato contro l'altro, ferendolo alla testa, ad un braccio e alla mano. Nonostante i profondi tagli, il ventenne ha iniziato ad inseguire il suo aggressore, lasciando a terra una scia di sangue. Una scena a cui hanno assistito attoniti turisti, passanti e negozianti. Dopo diversi minuti alcuni cittadini sono riusciti a convincere il giovane ferito a fermarsi. Lo hanno fatto sedere su una sedia ed hanno chiamato il suo M118. Il ventenne è stato portato in ospedale con una prognosi di 15 giorni. Commercianti ed esercenti esasperati e forse anche rassegnati. Possiamo anche essere esasperati su tutta questa situazione, ma finché il governo non ci mette mano a proteggere il cittadino, quando si dice cittadino dice tutto l'ambiente in cui viviamo, non ne veniamo più a capo. Sul posto sono arrivate le volanti, i controlli ci sono, dice Danilo Merlo dell'associazione Porta Altinia, ma questo non basta, manca la certezza della pena. I controlli, la questura, la questura, i vigili urbani, i carabinieri hanno le mani legate, non possono fare niente, non possono fare nulla, perché entrano da una porta e questi signori escono dall'altra. Quando se non mettiamo riparo a questo modus operandi non arriviamo da nessuna parte. Porta Altinia rimane una delle zone a rischio dove continua ad esserci la presenza di spacciatori e baby gang. Ed ora il cordoglio a Treviso e non solo per la morte di Ferruccio Bresolin, lo storico docente di Ca' Foscari ed apprezzato economista, ex assessore a Casugana dal 1975 al 1980 con la DC, nonché membro per anni del Consiglio di indirizzo di Fondazione Cassamarca. Ieri sera Bresolin si è spento, 84 anni dopo una lunga malattia. Ho avuto la fortuna di conoscere il professor Bresolin e di apprezzarne le doti umane e professionali, ricorda il governatore Zaia. Per la sua esperienza e capacità di analisi sui temi dell'economia gli è stato per molto tempo nel Veneto un punto di riferimento, una voce autorevole per comprendere mutamente lo sviluppo del nostro territorio. Lutto anche per Ca' Foscari, dove Bresolin è stato professore ordinario di politica economica dal 1980. Lui, ricorda il rettore Michele Bugliesi, dobbiamo il primo sviluppo del campus di Ca' Foscari a Treviso. Nuovo capitolo della vicenda del murales raffigurante Matteo Salvini nel tunnel ferroviario lungo la Restera a Ponte della Gobba, fatto rimuovere dall'amministrazione comunale. Lo contorna, malgrado non ci sia più, un'anonima cornice. L'arte non è provocazione, l'arte è altra cosa. Anche il nulla, il vuoto deve aver pensato l'anonimo che nel tunnel sotto la ferrovia a Ponte della Gobba
ha appeso una cornice gialla lì dove per un paio di giorni ha fatto mostra di sé il tanto discusso murales raffigurante il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini. Corna da diavolo, lui che è tra l'altro milanista, e bacio al crocifisso, fatto cancellare poco dopo dal sindaco Mario Conte, secondo cui offendeva la sensibilità dei cittadini. Era un murales che aveva dei simboli politici e anche religiosi, ed era una provocazione che francamente a molti cittadini non è piaciuta, quindi è stato rimosso. Quindi va bene l'arte, ma che non sia provocazione e motivo di scherno politico. Trevigiani in realtà divisi all'indomani della cancellazione del graffito. Ma sicuramente, se no lo toglievo io di persone. Da quello che ho visto mi sembrava né brutto né offensivo. Difficile oggi non essere invece d'accordo con l'acume di chi ha piantato il chiodo e appeso lì dove Salvini non c'è più una cornice con didascalia anch'essa irrimediabilmente censurata. L'unica cosa certa, l'unica rimasta, è la data. Tanto da aver strappato un sorriso anche al sindaco Conte. Gli artisti sono quasi sempre più intelligenti ma sempre più autoironici dei censori di professione, e qui c'è del genio, ha commentato più duramente sui social il capogruppo del Partito Democratico Stefano Pelloni. L'anonimo artista di Treviso, testimone della libertà e della creatività, ha vinto a mani basse contro Mario Conte, scrive invece il segretario comunale del PD Giovanni Tonella, ipocrita e incoerente difensore, riferito al sindaco, della street art. Domani a Fanzolo di Vedelago le operazioni di rimozione di un ordigno bellico inesploso, 12 le famiglie che saranno sfollate. Eccola qui la bomba d'aereo inesplosa rinvenuta a Fanzolo durante i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria, che domani sarà rimossa dal 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine e fatta brillare altrove. Poche centinaia di metri in linea d'aria dalla storica Villa Emo. Alle 6:30 del mattino l'evacuazione dei residenti della zona più vicina all'ordigno, quella a un raggio di 300 metri, che dalle 8:30 dovrà essere a esclusiva disposizione dell'esercito. Noi abbiamo aperto il centro di coordinamento di sicurezza presso la sede municipale, lì ci saranno tutte le forze dell'ordine coordinate appunto dalla prefettura, che seguiranno i lavori di messa in sicurezza di trasporto, anzi dell'ordigno bellico, che poi sarà fatto brillare in una cava a Trevignano. Lungo le strade che portano al cuore della zona del cosiddetto Bomba Day, già posizionate le transenne per bloccare il traffico, intorno all'ordigno un muro di contenimento in cemento armato e del materiale inerte, in grado di ridurre al minimo gli effetti di un'eventuale esplosione sul posto. Diciamo che ci sono due aree, una prima area, l'area rossa, dove abbiamo 12 nuclei familiari, ci sono una quarantina di persone che verranno sfollate. Noi abbiamo messo a disposizione anche il centro anziani di Vedelago, però le persone non hanno fatto richieste di andarci perché sono tutte organizzate con i propri parenti. Poi abbiamo una zona arancione in cui le persone devono rimanere in casa e devono tenere le finestre chiuse per tutta la durata, diciamo, dell'operazione, che dovrebbe concludersi per le 12:30. Chiediamo ancora un po' di pazienza ai nostri cittadini, ma speriamo che entro domani pomeriggio, insomma, la normalità torni anche qui a Fanzolo di Vedelago. Il Consiglio di amministrazione di BCC Monasteri del Sila ha designato quale nuovo direttore generale Moreno Favaretto, che succederà ad Arturo Miotto. L'Istituto Trevigiano sta intanto continuando ad analizzare un piano di fusione con la BCC di Pordenonese, un progetto che ieri ha ottenuto un parere favorevole. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Campane suonate a mano con una sinfonia che si tramanda da secoli, di generazione in generazione. Tanto da meritare anche i complimenti sui social del governatore Luca Zaia. Sono quelli della chiesetta di San Lorenzo, immersa nel verde delle colline di Farra di Soligo, patrimonio UNESCO, fatte suonare per la festa che ricorre oggi dal giovane Gianluca Andreola, seguito, riporta lo stesso Zaia, dal maestro Giovanni in cima al campanile al termine della messa. Ed ora siamo invece alla nostra pagina dalla provincia di Belluno. Eccezionale gara di solidarietà per aiutare un collega in difficoltà ad una settimana dall'incendio che ha distrutto la Preschi sul Nevegalle. Patrizio De Biasi ha riaperto il suo punto di ristoro.
commovente, cioè proprio una cosa che non me la sarei mai aspettata, insomma. È stato veramente bello, perché veramente non mi aspettavo un aiuto così grande da tutti quanti. A una settimana esatta dal furioso incendio che ha completamente distrutto la presqu'île del Nevegal, stamattina Patrizio De Biasi ha potuto riaprire il suo punto ristoro. È stata una corsa contro il tempo, una gara di solidarietà senza precedenti nella quale tutti si sono adoperati, ognuno ha fatto la propria parte, dal comune alla società Alpe del Nevegal, dagli operatori del Colle alle varie Dolomiti, senza scordare gli amici. Olio di gomiti, tra me e la mia compagna, gli altri amici che mi hanno aiutato tutti i giorni, da mattina a sera, a grattare e ripulire di nuovo tutto, poi chiamando i tecnici che hanno messo a posto le varie attrezzature e insomma alla fine mi sono, tra parentesi, salvato. Una ventata di ottimismo per tutti, anche per chi come Antonio Manisco nei giorni scorsi si è visto puntare il dito contro da un villeggiante che non ha usato parole tenere contro il suo supermercato, l'unico aperto in stagione sul Colle. Noi abbiamo di tutto e di più, tanti clienti ci ringraziano che ci siamo. Abbiamo anche un'edicola, noi ci stiamo mettendo il cuore per il Nevegal. L'abbraccio a Patrizio De Biasi testimonia che gli operatori ci sono e che il rilancio del Nevegal è possibile. Non sono neanche bellunese, sono salentino. Precisare, da 21 anni che vivo sul Nevegal, sono arrivato 21 anni fa e mi sono innamorato di questo posto e ci ho investito. Continuiamo a lottare nonostante le salite che dobbiamo percorrere per riuscire ad arrivare. Speriamo di arrivare comunque in cima. Noi ci stiamo mettendo anima e corpo. C'è anche Feltre, tra i comuni interessati alla candidatura UNESCO della biosfera tra le terre asolane e il Monte Grappa, un riconoscimento fortemente voluto da più di una ventina di comuni contermini all'area del Grappa che condividono un patrimonio di straordinario interesse storico, ambientale e culturale. L'aspirazione di potersi fregiare in tempi brevi di un nuovo sigillo UNESCO, quello della biosfera delle terre asolane del Monte Grappa. Feltre è uno dei comuni contermini all'area, assieme ad Arsielano di Piave, Fonzaso, Seren del Grappa e Quero Vas. Qui si sta lavorando affinché l'opportunità di valorizzazione del territorio diventi realtà. Parliamo del Monte Grappa, quindi parliamo anche di un focus che è oltre Belluno e che è a sud e che parte infatti dall'IPA delle terre asolane, questo riconoscimento. Noi però siamo parte e dentro il patrimonio vorremmo, in questo nuovo patrimonio vorremmo proprio inserire una parte ad esempio legata all'agricoltura e legata a tutto ciò che fa conservazione ma attraverso l'azione dell'uomo, che poi in fondo è il mandato anche delle Dolomiti Patrimonio dell'Umanità. Irma Visalli, neoassessora all'urbanistica del Comune di Feltre, ha una grande esperienza nella gestione della cosa pubblica. Nel suo curriculum ci sono tra l'altro la stesura del piano territoriale provinciale di coordinamento e la formulazione della candidatura delle Dolomiti a patrimonio UNESCO. Il suo ingresso è un valore aggiunto per la giunta di Paolo Perenzin. Da fare ce n'è tanto, ma c'è un ambiente molto favorevole. Parliamo di futuro e credo che ci sia proprio un bell'humus anche sociale, produttivo, di persone, di pensieri, che questo agevolerà. Recupero e valorizzazione dell'esistente e risposte alle domande del risiedere, di chi produce e naturalmente di tutti coloro che si muovono nel campo del turismo. Noi puntiamo molto a valorizzare tutto ciò che è presente e che spesso non è messo in rete. All'aeroporto dell'Oro è in corso la Coppa del Mondo di atterraggio di precisione e di paracadutismo, un appuntamento fisso e atteso dell'estate bellunese, 250 atleti, una cinquantina di formazioni in rappresentanza di 20 paesi, una fra le gare più belle al mondo, certamente per il panorama quello bellunese che offre uno sguardo a perdita d'occhio sulle Dolomiti. Le gare iniziate questa mattina si concluderanno domani pomeriggio, la squadra da battere è quella della Repubblica Ceca, ma gli occhi sono puntati alla nazionale italiana, da sempre protagonista anche a Belluno. E questa era la nostra ultima notizia, è tutto da Treviso e vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Bardin Garden Store. Lo Zoo Garden di Treviso vi aspetta tutti i giorni, compresa la domenica, a Lancenigo di Villorba. Bentrovati al meteo.
Alta pressione africana in rinforzo, bel tempo e caldo in aumento e il picco sarà proprio domenica. Vediamo dove si patirà di più la calura. Sul Veneto la giornata festiva sarà all'insegna di un ampio soleggiamento con cielo sereno ovunque e con precipitazioni sostanzialmente assenti. Temperature in costante aumento con sensazione di afa, minime tra 20 e 25 gradi, massime piuttosto calde comprese invece tra 31 e 36 gradi. Tanto sole anche sul Friuli Venezia Giulia, il cielo risulterà infatti sereno, al massimo velato, non sono attese piogge. Temperature minime tra 23 e 25 gradi, massime comprese invece tra 31 e 33 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo bel tempo per tutta la giornata, il cielo infatti sarà sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Vediamo anche in questo caso le temperature, le minime saranno comprese tra 21 e 22 gradi, le massime si attesteranno invece intorno ai 35 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Bardin Garden Store. Lo Zoo Garden di Treviso vi aspetta tutti i giorni, compresa la domenica, a Lancenigo di Villorba.